Signore e signori, questo incontro di esibizione è fatto tra due allievi della stessa associazione, per cui non ci saranno colpi proibiti, perché io mi sanzionerò mandando fuori subito, ok? Per cui loro si comporteranno benissimo, altrimenti prendono le coordinate. Va bene? Avvicinatevi. Inizio con la Allora signori, avete visto che c'è da una parte la pressione. Dunque, questo è l'Ice Box. L'Ice Box non è la box competition dove dovevi anche andare indietro. Qui si può pressare tranquillamente dall'inizio alla fine, perché il regolamento non prevede il passo indietro. Il passo indietro lo fa chi vuole, se tecnicamente è preparato per fare il passo indietro, per dopo rientrare magari. Dunque, se accende la pressione, ricordatevi che è ammessa, che non ci siano tecnici che si inventano che è troppa pressione. No, nella lunch box è ammessa. Inizio seconda ripresa. Prima e seconda ripresa. Come vedete hanno portato in America i colpi, quelli che sono andati a segno, non hanno provocato danni, non hanno provocato neanche l'arresto dell'avversario, perché sono colpi leggeri. Questo è l'avversario. Non dove si mette il colpo pesante. Il colpo pesante lo potete portare se andate a fare l'AOB. Questo non è AOB, questo è light box. Pugilato leggero. Chiaro? Ok? Respira. Come vedete la partita è uguale a quella dell'AOB. Cambiano soltanto i tempi e il colpire. D'accordo? Fuori i secondi. Inizia la terza e l'ultima ripresa.
Allora 20 ce l'hai, 20 anni ce li hai. Il bagno solo qui. Ah, vabbè, allora Termina il corpo. Allora ragazzi, avete visto il ritmo? Avete visto che non ci sono mai colpiti in modo duro? E una cosa importante, portare i colpi leggeri si è anche più veloci ed è bello da vedere. C'è qualcuno che può dire che questa esibizione non è stata bella? No! Ve lo dico io, perché se qualcuno dice sì, gli spezzo subito il colpo. Si preparano per i quarti di finale. All'angolo rosso Fouani Mohamed Arex Boxing e Abuini Mattias all'angolo